Confindustria, dove era richiesto dalla Regione, quindi è stata presentata sempre tutta quella che è la situazione della ZLS. A termine di questo c'era stata la testimonianza di due aziende, una del territorio del Veneziano e una multinazionale che ha vari stabilimenti in Italia, tra cui anche a Padova, tutte e due disponibili. Una sta già facendo investimenti, l'altra è pronta a fare investimenti, ma come ha detto prima il direttore Barbin, ci vogliono tempi certi di approvazione del progetto, ma anche una visione temporale almeno di 3 anni, perché in caso contrario nessun imprenditore viaggia allo scoperto, perché non posso pensare di iniziare un investimento, quindi compro il terreno, bonifico il terreno, costruisco l'infrastruttura e a quel punto mi fermo. Quindi quello che ci auspichiamo è che il governo e chiaramente la politica sia sensibile a tutto questo. Come ha detto prima il dottor Barbì, è riuscito a fare un collegamento tra le altre zone logistiche speciali in modo che la massa critica di fronte alla politica, quindi al governo italiano, non abbia la forza affinché la politica non si tiri indietro. Fondamentalmente il discorso è questo. Grazie. Grazie, Io, Presidente. Presidente, Sì? aggiungo anche